Benvenuto alla Taverna Friuli Wines, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, l'host. Salve amici di vini friulani, sono Wayne Young, la Taverna Friuli Wine. Come siete? Come siete in questi giorni caldissimi? Spero che siete al mare, o almeno in un posto aria condizionata. E oggi volevo fare qualcosa un po' diverso dal solito. Spero che seguite la serie di podcast che ho appena concluso con 12 puntate che si chiama Dalla vigna al vino, in collaborazione con il consorzio di Colli Orientali e Remandolo, Matteo Bellotto, Francesco Scalitaris e Francesco Degano, sempre in presenza per la parte tecnica del podcast, dopo seguito di un'altra metà del podcast con un produttore di questo vitigno. Per uno di questi podcast ho chiesto la partecipazione del mio grande amico Ben Little. Ben Little è il scrittore, l'autore di un grandissimo vino di libro che si chiama Pignolo Cultivating the Invisible. E noi l'abbiamo fatto una conversazione molto lunga, 45 minuti mi pare. Però potevo usare solo una piccola porzione di questa conversazione per la puntata di Pignolo per Dalla vigna al vino. Però mi è piaciuto così tanto cosa ha detto Ben durante questa puntata. Mi è piaciuto la filosofia, mi è piaciuto l'idea, mi è piaciuto tantissime cose che ha detto lui, anche se non ha parlato direttamente di Pignolo, però forse ha parlato un po' del nostro modo di vivere. E allora oggi voglio presentare Ben Little Uncut, allora senza tagli, Ben Little inedito. Praticamente questa puntata è quella conversazione che abbiamo fatto quel giorno registrando per la puntata di Pignolo, però quasi intero. Forse ho tagliato fuori 2 minuti solo quando qualcuno è entrato nella stanza durante la registrazione della puntata. Però è una conversazione che prendi un momento calmo, prendi un momento di riflettere, di sentire cosa dice Ben e di riflettere anche di questi due anglofoni che parlano italiano, però parlano anche delle cose molto serie. Mi è piaciuto tantissimo la passione e l'intelligenza e la sensibilità di Ben Little durante questa bellissima conversazione. Allora basta con l'introduzione, andiamo direttamente di sentire Ben Little Uncut. Pignolo con il mio amico. E abbiamo un attimo diverso il formato questa volta, perché solitamente facciamo questa porzione del podcast con un produttore. Però adesso abbiamo un autore, un scrittore, un artista, un grandissimo amico mio, Mr. Ben. Un prod autore. Grazie Ben per essere qui. Mr. Pignolo, grazie per passare un po' di tempo con Grazie Wayne. Ben, ovviamente tu hai scritto questo bellissimo libro su Pignolo, allora voglio parlare un po' del tuo rapporto personale con questo vitigno. Come mai Pignolo? Wow, stai partendo con la domanda Più difficile. più difficile. E probabilmente la risposta più semplice, ma non superficiale,
non ho scelto il Pignolo ha scelto me. Ok. Questo potrebbe significare tante cose. E scusatemi in questo momento, quando parlo in italiano, ho avuto un giorno oggi quando ho pensato e lavorato più o meno in inglese. Quindi, esatto. Cambiare quella marcia è sempre difficile anche per se me. alcune parole mi mancano, è per quel motivo. Ma questo rapporto è diventato proprio personale. Non avevo un'idea del progetto all'inizio. Come ho raccontato qualche volta, sono partito con l'idea di fare un piccolo approfondimento sulla varietà del Pignolo, con 15 nomi, aziende più o meno nei Colli Orientali. E sono partito bussando sulle porte perché sicuramente in inglese non c'era niente scritto, ma anche poco scritto in italiano. E quindi era necessario di andare in giro per scoprire che cos'è o che significa il Pignolo. Dopo 7 anni tante cose sono cambiate, ma sicuramente il mio rapporto con il Pignolo è sempre più forte e va sempre verso una profondità dove non sono mai stato. Direi anche con una persona. Wow. Allora un rapporto di amore praticamente. Proprio così, come ho scritto nel libro, quello che mi ha portato a scrivere il libro era la scoperta del significato dell'invisibile, che questa è stata una parola che mi seguiva per i primi 3 anni Della ricerca. della ricerca, Stai sì, dicendo, pensando perché questi produttori, perché a quel momento poi credo che ho raggiunto circa 55 aziende, quindi partendo con 15 e tra di loro mi hanno detto che siamo in 20-25 al massimo e poi sono arrivato a 55 e poi il numero è continuato sempre a crescere e anche oggi sta crescendo. Sono stato colpito di questa attività nascosta. Esatto, proprio invisibile. Proprio invisibile. Perché secondo te? Perché invisibile? Ma è collegato al nostro mondo quotidiano oggi. Sin dall'inizio della rivoluzione industriale, solo 260 anni fa, ogni giorno è diventata sempre più veloce che quello precedente. Sì, mentre 100 anni fa la vita era probabilmente ancora come era 260 anni fa, oggi non è così. Infatti la vita di oggi rispetto a 5 anni fa è una cosa diversa. Infatti quando penso della tecnologia, gli avanzamenti, gli sviluppi, credo che il problema di visibilità o invisibilità è collegato alla velocità con cui viviamo le nostre vite. E se si pensa così in un modo commerciale,
subito si direbbe che Pignolo non è una varietà economica, non c'è un motivo commerciale, un motivo economico per produrre il Pignolo, mentre continuano quasi alla cieca, quindi all'invisibile e alla cieca, perché non c'è una guida per nessuno. Poi conoscendo i friulani come come un friulano adottivo, questo carattere dell'individuale, l'individualismo, non c'è la condivisione, non c'è frequentemente la collaborazione, il concetto del collettivo non cresce bene. Qui in Friuli. Sì, fino a questo punto direi. E tutto è collegato alla benedetta economia che sembra che siamo forzati di seguire. Ma il Pignolo segue un altro percorso. È proprio vive in un universo parallelo. Sì, volevo un po' dire questo. Secondo te c'è questa idea, allora l'idea che mi dai è che Pignolo, con questo concetto di avere pazienza e non correre, è un tipo di, non so se voglio dire antitesi o antidoto? Non so. Antidoto contro questo mondo diciamo frenetico. Entrambi, direi, forse entrambi. Sì, è l'antitesi della velocità, ma anche potrebbe essere considerato un antidoto per uno che sta soffrendo dalla velocità. Quasi un elixir della vita evoluta. Invece io penso, sì, il Pignolo mi ha portato di pensare della mia umanità in un modo molto semplice, il fatto che oggi, come il mondo è cambiato in questo periodo molto breve, solo 260 anni. Non dimentichiamo che le colline qua, nei colli orientali, hanno più di 33 milioni di anni. Una cosa, sì, proprio dimenticata, ma in solo 260 anni l'umanità nel primo mondo è cambiato. Non seguiamo una strada evolutiva. Parliamo semplicemente dello sviluppo, del mercato e dei voleri. Sembra che abbiamo dimenticato quelle cose che sono le nostre esigenze. Cioè? Le emozioni, diciamo, abbiamo un'esigenza emozionale. Siamo considerati oggi semplicemente numeri, ma siamo ovviamente più che un numero. Certo. Ma questo è, come tante altre cose, ci portano ad un vuoto o forse un sottovuoto. Con il Pignolo quello che ho scoperto è un'altra vita, proprio. È un modo di vivere. E a questo punto
chiaramente ho scelto di seguire sempre di più le lezioni che il Pignolo mi dà quotidianamente, invece dell'educazione formale che ho ricevuto nelle aule di Trinity College a Dublino, dove ho studiato l'economia dopo la scuola secondaria o superiore come qua in Italia. Sì, 4 anni di università studiando l'economia e oggi direi sono diventato un economista in recupero. In recupero, esatto. Sto recuperando, esatto. Ma grazie al Pignolo. Questo è proprio il lato emozionale, il lato artistico. Non ho un'idea delle cose tecniche di cui i ragazzi della squadra tecnica hanno parlato, proprio in un senso lo studio scientifico è collegato anche ai numeri come l'economia, però i numeri anche hanno questa capacità di nascondere sensazioni importanti, come i numeri sono interpretati scientificamente, il rapporto che il Pignolo ha è proprio con la terra. Quando penso del discorso nel settore del vino, tanti stanno parlando del terroir, e il terroir è compreso il rapporto con l'umano, quindi certo. La donna o l'uomo che sta facendo la cura in vigna. E direi che il Pignolo ha sofferto a causa di cose che, diciamo, alcuni scienziati avrebbero detto nel passato per quanto riguarda il suo comportamento. Ma per esempio? Perché la scienza è anche sempre influenzato dall'economia. Certo. E non dobbiamo dimenticare che entrambi di loro stanno cercando sempre di prendere la testa di una conversazione, di avere il ragione perché dobbiamo fare così e perché voi dovreste darci i soldi, voi dovreste fare l'investimento finanziario per sostenere questa attività scientifica. E mentre dall'altra parte diciamo la mente commerciale o economica direbbe una cosa simile. Per andare avanti, per sviluppare di più, voi avete bisogno di darci queste possibilità di migliorare. Noi vogliamo diventare i migliori. Niente oggi è abbastanza bene. Secondo me il discorso, dobbiamo tornare a pensare del significato della parola buono, invece sempre di spingere verso qualcosa meglio o il migliore. Sì, perché questo non è come funziona la natura. Ma dammi un esempio un po' più concreto. Mi piace dove stai andando, ma quando si parla di Pignolo, come si può collegare questo quello che sto dicendo è che
fino a questo punto il mondo scientifico daranno data, informazione, numeri, prestazioni che dicono cose, Certo. ma non dicono tutto. La parte dell'informazione che mancano è proprio l'emozione, il rapporto, Ok. l'umano con la pianta. Ok. La conoscenza non è tutto quando si parla del pignolo. Certo. Quello che manca è la comprensione. Ok. Quello che il pignolo mi sta insegnando, diciamo come il mio nuovo prof di vita, è proprio di nutrire la comprensione della vita di un vite, di un vitigno, che anche andrebbe o starebbe bene per qualsiasi varietà di cui si parla, anche se ogni pianta ha la sua personalità. Come uomini proprio di scienza o dell'economia, cerchiamo sempre di mettere gli altri organismi che esistono su questo pianeta in scatole, così che possiamo gestirli meglio per il nostro beneficio. Certo. Non necessariamente per loro. Quindi quando si pensa dell'attività scientifica si potrebbe parlare del discorso di come affrontano le sfide delle malattie, quelle nuove e quelle storiche. Ok. Perché si potrebbe dire in un modo forte che nessuno di loro, gli uomini dell'economia né gli uomini della scienza, hanno fatto molto negli ultimi 140 anni per risolvere il problema dell'oidio o il peronospora. Ok. Vai. Ho lasciato la pausa. Esatto. Sì, ho lasciato la pausa perché ovviamente non solo per te di pensare, ma per tutti di pensare. Le soluzioni che hanno messo in campo, in pratica in campo, sono state soluzioni temporanee. E infatti l'hanno scoperto per caso. Sì. L'uso del rame zolfo. Sì, quello è stato... Per caso. Primo trattamento era di scorreggiare le persone di mangiare l'uva. Esatto. Allora l'hanno spruzzato quelli vicino alla strada, se io ricordo bene. Sì, bravo, perfetto. Esatto. E quindi anche hanno litigato, particolarmente in Francia, fra 1863 e 1878, quindi quasi 12-15 anni, tra diversi gruppi di scienziati botanici da una parte e come si chiama adesso non l'etimologia. C'era un dibattito forte fra loro che hanno detto che era quello che creava il problema, sì. Della felosera era una cosa della pianta, invece sì, 15 anni e poi hanno scoperto che era la felosera. Oh, ok. Poi la soluzione dell'innesto, tutto. Questo è collegato a quando vado in vigna e parlo con il pignolo, perché come ho detto all'inizio, il mio rapporto, sì, forse per, diciamo, l'umano di strada, sarebbe un rapporto strano. Com'è possibile per un umano di parlare con una pianta? Non è così tanto strano, secondo me. Ma forse con un vigneto sì, ma con una pianta. sì.
Le piante che io ho Ma a sono casa felice di sentire, non so. No, io ma- parlo spesso, io ho un Ok. bougainville che si chiama Barry, un ficus che si chiama Freddy, no? Ok, benissimo. Sì, allora sì, ho, Ah. ho un rapporto personale anche con le Ok, piante, ma non quindi- con un vigneto. Ma, no, ma quando si parla di un vigneto di una varietà, Ok. sì, anche io posso andare in vigna e trovare una pianta del pignolo in mezzo di un vigneto di refosco. Mhm. Di avere questa capacità di riconoscere, ovviamente oggi si parla della genetica, ma per 100 anni, fino al 1997, quando hanno scoperto i genitori di Cabernet Sauvignon Mhm. in California. Tutto è stato, l'identificazione è stato collegato al, come si dice, lo studio dell'ampelografia. Ok. Quindi come si riconosce una foglia, tralci, Mhm. poi sì, il grappolo e l'uva Giusto. se stessa. Certo. Io sono più o meno, infatti devo dire che trovo questi avanzamenti scientifici, genetici, sono fantastici perché stanno rivelando a noi umani un percorso che noi abbiamo fatto. Mhm. Perché le piante, i vitigni così non volano e non hanno le gambe, Sì, sì. quindi dipendono e hanno questa dipendenza, hanno avuto questa dipendenza sull'umanità Certo. Di portarli in giro. per chissà 6.000 anni, Mhm. sin da quando l'evoluzione ha scelto un umano come il veicolo per portare avanti l'evoluzione di quello che è la pianta euroasiatica, si chiama Vitis vinifera, Mhm. quindi la vite dell'Europa, invece di Vitis americane. Che è diverso. Sì, infatti è quello che è questa curiosità di nuovo umana che nella metà dell'Ottocento ha cambiato proprio la vita delle viti Ok. europei. Con la filosofia. Sì, quando hanno portato, Sì. per primo Luidio, poi Filosera e Ok. poi per trovare una soluzione scientifica per mantenere vivo questo mercato economico che stava sviluppando, particolarmente nel Regno Unito e nella Francia come fornitore del vino, e il Regno Unito come consumatore, acquistatore del vino. Sì, hanno sempre portato le malattie, più malattie. Dove siamo oggi è proprio collegato a questo incontro tra la curiosità, che ovviamente è una cosa che è evoluta con noi umani, come l'empatia. Abbiamo queste capacità, ma poi come sono stati sviluppati via percorsi educativi, scuola, eccetera. Anche 100 anni fa Certo. non era un diritto come oggi per i bambini di andare a scuola. Infatti l'idea che a 12 anni un bambino o una bambina aveva
proprio la necessità di andare a lavorare per aiutare e sostenere la famiglia. Dimentichiamo velocemente troppe cose. E questo è quello che il Pignolo mi ha riportato a capire, per riscoprire la strada bianca, quella che è più evolutiva, se si dice così, evolutiva o evoluta, rispetto alla strada asfaltata. Ah, ok. Un approccio, un percorso un po' meno guidata dalla economia e più sì. dell'umanità, della personalità, proprio guidata dalla natura. dalla natura, ok. E queste sono le cose che abbiamo dimenticato. Quindi conoscendo i veri valori del suolo, conoscendo i veri valori del vento, conoscendo il valore dell'aspetto, dell'altitudine, della prossimità ad un bosco, ad un fiume, al mare, alle montagne. E questo secondo te è stato un po' dimenticato? Sì, perché semplicemente sono diventati banalizzati valori banalizzati dell'economia. E la scienza, per la sua parte, direi, non ha gridato abbastanza per dire no, basta, basta economia. Noi scienziati conosciamo proprio l'importanza del suolo. No, era proprio quando si pensa del suolo. Devo trovare, perché sono stato a una presentazione alcuni anni fa, proprio quando un vero conoscitore ci ha spiegato che la parola mineralità è entrato nel linguaggio del vino, del settore, solo negli anni 90. Quindi se si torna 40 anni, 50 anni, non senti questa parola. Non si trova. No. In tutti i libri nessuno parlava della mineralità. Ok. Ma oggi è impossibile di parlare di un vino bianco senza di dire mineralità. Devo dire mineralità. Ma che significa mineralità? Okay. Sì, che significa mineralità? Infatti. Ma nel frattempo almeno un scienziato, un inglese, un geologo, si chiama Alex Maltman, ha pubblicato un libro fantastico proprio spiegando queste cose. È quello che non voglio essere una persona che batte un settore intero come o una scuola intera come quella dei scienziati sulla testa con il mio piccolo martello dicendo ma avete sbagliato. Sì. No, perché tutti noi abbiamo sbagliato, tutti noi stiamo sbagliando, ma domani abbiamo una scelta. Allora, come dicevo prima, sì. la semplificazione, infatti non so se l'ho detto all'inizio, ma ho detto per semplificare ma non rendere superficiale, noi umani oggi, quello che il Pignolo mi ha insegnato, che oggi come umani facciamo scelte, non seguiamo una natura, abbiamo abbandonato la nostra natura, quindi seguiamo proprio gli sviluppi economici, scientifici. È quello che stiamo guardando a loro e poi anche ai politici di guidarci
siamo condizionati, istituzionalizzati dal momento quando siamo nati. Facciamo scelte su una base di due stimoli. Uno è denaro e l'altro è amore. Certo. E come dicevo, se sicuramente nessun produttore del pignolo fa quello che fa per il denaro, poi c'è solo un'opzione. Fa quello che fa per amore. Con pignolo. Bello. Semplicemente allora, così. Sì. Sommarizzando, si stai dicendo che il rapporto con pignolo deve essere un rapporto di amore, perché il rapporto economico forse non c'è. Sì, infatti non è che il rapporto deve essere. Il rapporto è o sarà o non economico. sarà. Ok. Se economico o emozionale? No, è uno di amore. Ok. Quindi è, sarà o non è o non sarà un rapporto di amore. Amore, semplicemente. Ma è molto semplice di dirlo. Difficile ma poi viverlo. Di viverlo. E questo è quando il discorso dell'amore diventa proprio un discorso profondo. Per tanti, purtroppo oggi, amore è superficiale e non dura. Non dura perché quando si parla di amore c'è poi anche un peso aggiunto, un'aspettativa. E c'era una citazione che poi, grazie al pignolo, che mi ha portato uno di Paulo Coelho, il scrittore, filosofo brasiliano, che ha scritto in inglese e poi proverò a fare la traduzione in italiano. Ha detto: "One is loved because one is loved. No reason is needed for loving." Quindi uno è amato perché è amato. Non esiste un motivo per amare. Credo che quello è più o meno. Quindi il vero senso di amore, e si potrebbe parlare anche per secoli, e l'abbiamo per parlato. millenni, è come l'umanità ha. Sì. Ma direi che questa è la cosa che manca nella nostra vita, è lo spazio di coltivare l'amore. Quando la gente mi chiede: ma il nome del libro, Pignolo, Cultivating the Invisible, coltivando l'invisibile, che significa l'invisibile? Vi dico che una delle cose che significa è amore. Coltivando l'invisibile, coltivando l'amore. L'amore è invisibile. Certo. Fino a quel momento che è espresso. Ok. Poi è visibile. Ma pensiamo di noi stessi, ma anche ai vicini, ogni persona che si incontra ogni giorno, ogni organismo che vive su questa pianeta. Questo pensiero che tutti stanno portando dentro di loro qualche milligrammi di amore non espressa, non ancora espressa. Tornando al libro,
Sì. Ti volevo chiedere di una delle più bellissime quotazioni nel tuo libro, che spesso parlo di questa cosa quando parlo di Pignolo, che tu hai detto che, provo di fare anche in italiano, Mhm. che Pignolo non è una bomba tanica di essere disinestato, e si dice così? O disarmata. Disarmata, sì, Sì. esatto. Parlare un po' di questa idea, di questa frase, che Sì, secondo me è questo bellissima. è proprio collegato alla storia delle descrizioni della varietà dell'uva e del vino Pignolo. E tutti sono nati, direi, nell'epoca di Guido Poggi, perché quindi parliamo degli anni 20, 1920, fino a, sì, 1970, quando c'era infatti una mancanza di ricerca. Guido Poggi era l'unico in quel momento. E a parte dell'abbazia, nessuno faceva il vino. E quando si pensa di come hanno fatto il vino in quell'epoca in Friuli, e particolarmente i vini rossi, la crudità di quei vini rossi si potrebbe immaginare dal punto di vista uva immatura. Se si parla di pignolo immaturo, la sua carica o il suo contenuto dei tannini è incredibile. E quindi naturalmente il vino sarebbe stato considerato tannico. Ma dobbiamo, direi, relegare, se quella è la parola, to relegate, lasciare da una parte questa descrizione perché il pignolo moderno è proprio un'altra uva e un altro vino. Ok. E questo di nuovo è collegato al discorso di la differenza fra conoscenza e comprensione. Mm-hmm. E credo che i produttori, i viticoltori, stanno costruendo proprio una banca di comprensione che non esisteva nel passato. È collegato anche alle tecniche, diversi modi di fare la cura in vigna, ma anche di vinificare e poi elevare, vecchiare il vino in cantina. E questo è un po' collegato con questa idea che tu stai spingendo, proponendo nel mondo di questa idea del pignolo raro. Sì, sì, sì. Puoi descrivere... Sicuramente tu hai menzionato prima il discorso della pazienza, il tempo e l'equilibrio. Queste sono tre parole, sembrano banali, poche importanti, però sono importantissime quando si parla del pignolo. Mm-hmm. La scoperta dell'individualismo di più di 10 produttori che hanno raggiunto uno da solo. Allora, non collaborando. Allora, non comunicando, facciamo No, questo insieme. no. No, ok. Quindi da soli hanno raggiunto questo cerchio di 10 anni di élevage
invecchiamento in cantina prima della commercializzazione del pignolo. Significa oggi che per alcuni di loro, avendo raggiunto questo, non sono più spinti dal mercato, dall'economia, di rispondere alle domande del mercato che abbiamo bisogno di avere subito. No. Ovviamente se si parla di altre varietà, non voglio nominare i soliti, perché anche per rispetto delle varietà dell'uva, ma bianchi, ma anche rossi, che sono commercializzati troppo presto. Certo. In quei casi si può incontrare alcune bombe taniche, compreso pignolo o pignoli diversi. Ma quando si dà l'attenzione al soggetto, quando si cerca di assaggiare quello che sta venendo fuori dalle cantine, subito si può capire che il pignolo non è una bomba tanica, che i tannini non sono oggetti, componenti di essere dominati, domiciliati, come si dice? Domesticati. Sono proprio grandi sorsi di anima e di energia. Sono componenti che possono aiutare questi vini rossi di vivere o di seguire un percorso potenzialmente infinito. Bello. La chiave non è di conoscere, è di capire. Mm-hmm. C'è questa velocità di dimostrare che io conosco prima del vicino. Ok. Arrivare prima. Mm-hmm. Di essere sempre il primo. Infatti quando penso di quel concetto, anche penso di il profeta Gesù. Ok. Cosa ha detto? Che i primi saranno gli ultimi e gli ultimi diventeranno i primi. Ah, ok. Sì. Per entrare nel regno nel di regno infinito, eterno. Eterno, esatto. Guarda, il pignolo è proprio collegato alla vita eterna, all'infinità. Il pignolo è un gioco infinito, non finito. E questo è il motivo che a me piace il pignolo. Bello. Parliamo un attimo, perché sei stato qui per un po' di tempo. Sì, mi hai detto 20 minuti, lavoro, ma questo diventerà un'ora, esatto. E devo tagliare questo anche bene, allora sì. No, volevo sentire un po', perché anch'io non avevo un attimo di sentirti, ma parliamo solo per un attimo di questo viaggio che hai fatto in California a parlare con Pignolo. Sì. E allora poi, questa è stata prima cosa, sono super geloso perché volevo essere anch'io. Seconda cosa, infatti sono stato geloso di me stesso. No, ma veramente è stato molto bello. Parliamo un po' di questo progetto, questo scambio che hai fatto con i produttori in California. Sì, guarda, infatti è ancora un work in progress. Quello che ho fatto è semplicemente di nuovo,
un passo per aprire proprio una porta al resto del mondo. Sicuramente la degustazione che ho organizzato a Napa Valley è stata la prima degustazione in al minimo 7 secoli. È stata la più grande degustazione del pignolo negli ultimi 7 secoli. Quindi 7 secoli, sì. 700 anni. Sì. Ok. E in questo caso, perché una degustazione del genere non è stato mai fatto, infatti non è stato mai fatto qua. Alcuni pignolo lovers come me hanno iniziato ad organizzare degustazioni anche alla cieca, seguendo proprio il percorso che il pignolo mi ha detto, mi ha insegnato, perché il pignolo è l'insegnante. E io sono una parte di loro che impara, gli insegnati, ma insieme l'insegnante e gli insegnati diventano l'insegnamento, the teaching. E quindi condivido questo insegnamento liberalmente. Più persone che seguono, direi perfetto. Ma essendo proprio un primo passo ancora con lavoro da fare, sono felice che abbiamo raggiunto questo punto con alcuni notevoli giornalisti americani. Vedremo nel futuro come evolverà. Dammi un'idea del feedback, quello che l'hai sentito, perché ovviamente, solo per essere chiaro, tu hai fatto una presentazione di tantissimi vini pignolo. 19 pignoli. 19 pignoli. Alla cieca. Alla cieca, ok. Al cuore di Napa Valley. Perché ho visto che c'era Randall Graham, c'erano anche altre persone abbastanza famose, sì. c'era Paolo Rodaro e Lara Boldarino con te per presentare queste cose. Sì, sì. Allora, che cos'era? C'era, non lo so, questo impatto emozionale anche con le persone presenti a questo? Proprio così. Sì, veramente? Proprio così. Alla fine della degustazione, Eric Asimov del New York Times è venuto da me e mi ha detto che questa è stata proprio un'esperienza sorprendente. Sì, all'inizio della degustazione gli ho chiesto, particolarmente lui, della sua esperienza col pignolo fino a quella mattina, e mi ha detto ho assaggiato solo 2 pignoli nella mia vita della stessa azienda. Mm-hmm. Ho detto, ok. E lui era davanti a lui erano 19 pignoli pronti per essere assaggiati. E quindi in un colpo la sua esperienza sarebbe moltiplicata per 10 volte. Alla fine della degustazione è venuto da me, come si dice, ha stretto la mano? Sì. Per ringraziarmi e per dirmi è stata un'esperienza sorprendente, straordinaria. Ovviamente sono felice di aver sentito. Sì. Questo era più o meno, non più o meno,
sempre le stesse risposte. È stato sì un evento unico, emozionato, e credo sì, il primo. Avremo bisogno di tornare, sempre allargando il discorso, guidando una degustazione alla cieca, particolarmente del pignolo. Sì, non c'è una guida, quindi si deve lasciare il vino se stesso di guidarci, di guidare tutti. E quindi l'ho detto così, ma facendo la degustazione, l'unico consiglio che ho dato era per un umano, di lasciare la nostra umana da una parte e di assaggiare con la nostra anima. Il senso in inglese sarebbe to leave our human to one side while we taste with our being. Ok. Non c'è proprio una traduzione in italiano sì, perché quando si parla in inglese si parla di human beings. We are human beings. Sì. In italiano noi siamo umani. Essere umani. È quell'essere. Quindi di lasciare l'umano da una parte e assaggiare con l'essere. Mm-hmm. Quello che fa quella parte di essere. Sì. Non la forma fisica, la parte senza forma. Capisco. E la cosa incredibile è che una pianta mi sta insegnando queste cose. Fantastico. Quando si passa il tempo insieme, c'è molto da imparare. Molto. E quindi per questo motivo. E abbiamo tanto di imparare da te. Ancora? Ben, e tanto da imparare da Pignolo. Sì, questo è sicuro. Esatto. Grazie Ben tantissimo per tutto questo tempo dedicato. Spero che almeno sì, è un soggetto profondo, sì. Non facile da capire in 10 minuti o 15 sì, minuti. O anche mezz'ora. O 55 minuti. 55. Comunque spero che per gli ascoltatori che avrebbero preso qualcosa, ma dall'informazione tecnica, ma anche da questo lato emozionante. Questo è per quello che ti ho chiesto di venire qua. Ok, bene. Grazie. Grazie Wayne. Ciao ciao. Ciao.